Nasce a Cividale del Friuli un giardino mediterraneo nell'ex monastero di San Giorgio in Vado. L'obiettivo di promuovere un turismo educativo valorizzando il patrimonio verde e preservando la biodiversità di erbe e piante autoctone. Sui passi della biodiversità attraverso l'inclusione sociale. E questo è il titolo dell'importante appuntamento svolto nello splendido contesto del Giardino del Chiostro di Cividale del Friuli con l'inaugurazione del nuovissimo Giardino Mediterraneo, spazio naturale a forte inclusione sociale. Questo importante risultato, per il quale ci sono voluti anni di lavoro, è parte del progetto Metz Garden Più, cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Interreg Italia-Slovenia, con l'obiettivo di ampliare una rete di giardini didattici mediterranei per tutti, per promuovere un turismo educativo e sostenibile, valorizzando il patrimonio verde e preservando la biodiversità di erbe e piante autoctone. Il pubblico è stato accompagnato attraverso i suggestivi scorci del giardino, che vede la presenza di 124 specie di piante mediterranee, e poi è stato guidato in un tour da esperti botanici che hanno fatto scoprire molte delle bellezze e dei segreti di questo meraviglioso compendio naturalistico.